Cari telespettatori, ben ritrovati con noi nel nostro approfondimento di prima serata e con i nostri ospiti. Il tema che tratteremo in questa prima parte è un'emergenza sociale, è brutto dirlo perché io non sopporto dire emergenza quando sono fatti che si reiterano nel tempo, quindi è inutile dirlo, sarebbe consuetudine sociale ormai, che molti giovani, una percentuale estremamente alta, perpetui degli atti criminosi alla fin fine nei confronti dei propri coetanei, di altri ragazzi anche più giovani, a volte anche più vecchi. Insomma, gli atti di bullismo se ne è sempre fatti, per carità, però adesso assumono una connotazione particolare. Perché? Forse perché c'è una forma di autodifesa minore, non ci sono le difese immunitarie, tra virgolette, psicologiche adatte ad affrontare queste situazioni, perché sono anche più pericolosi, perché vanno a toccare la sfera della reputazione sociale che un giovane può avere in un certo contesto e diventa una persecuzione di amplissima portata, vedi il cyberbullismo. Insomma, è un fenomeno estremamente diffuso, riguarda tanto i maschi quanto le femmine, riguarda sia chi compie atti che anche chi li subisce. 1 su 5 un sondaggio che è stato fatto di intervistati, una persona su 5 dice di aver attuato atti di bullismo, insomma un 18%, è preoccupante. Quanti ad averne subito? Fate anche voi la riflessione per capire però che cos'è il bullismo, come si estrinseca, la legge che cosa dice, come va inquadrato, chi si occupa di questo. Insomma, è stato anche organizzato un momento di incontro e confronto a tante voci e artefice di questa iniziativa, dobbiamo riconoscere a onor del merito, è stata la consigliera regionale che è qui con noi, Elisa Cavinato, consigliere della prima e quinta commissione. Grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ha voluto Sesta commissione, perfetto. Ha voluto portare all'attenzione quindi anche delle istituzioni, convocando, adesso vi renderemo partecipi con la Presidente di Libra che già conoscete, questo fenomeno e dire bisogna fare qualcosa sostanzialmente, così dopo ci racconterà bene. Ben arrivata qui con noi anche la dottoressa, ben ritrovata, Giuseppina Filieri, Presidente Fondazione Libra, psicoterapeuta. Grazie. Che io la inseguo spesso, finalmente sono riuscita a catturarla tra di noi. E grazie di essere qui con noi all'avvocato Alberto Petti, membro del CTS di Libra. Grazie avvocato. Grazie per l'invito. E ci farà anche un bellissimo e interessante inquadramento della fattispecie sotto il profilo giuridico, legale, penale, i risvolti, i cambiamenti dal punto di vista normativo, quindi un bel ruolo. E grazie di essere collegati qui con noi al dottor Carlo Corrà, che è criminologo e sociologo, come anche il dottor Tullio Segato, che fanno parte. Carlo Corrà è responsabile del comitato tecnico scientifico, mentre Tullio Segato è sempre, anche lui ha questo ruolo importante. Grazie a entrambi. Grazie a voi, buonasera. Che cosa c'entra il criminologo, il sociologo, vi chiedete voi? Adesso cercheremo di capirlo bene, perché hanno un ruolo di fondamentale importanza, soprattutto quando si va a instaurare un processo, ma non soltanto. Allora, consigliera, io incomincerei con lei. Che cosa l'ha colpita? Perché ha voluto portare all'attenzione del Consiglio, quindi di un'istituzione di caratura regionale, questa tematica che è un po' scomoda, diciamolo, insomma non è che fa piacere parlarne, no? No, in effetti per questo ho fortemente voluto che fosse organizzato questo convegno nella sede di Palazzo Ferrofini, nella sede del Consiglio regionale, per dare modo diciamo, ai più di conoscere quello che è il bullismo, perché se ne sente sempre parlare, ci sono degli episodi che vengono a galla, ma tutti gli altri no, tutti gli altri non sono nascosti nel sottobosco, non sappiamo che cosa succede, però possiamo individuarli, possiamo, dico in generale, perché può farlo la famiglia, può farlo la scuola, l'istituzione anche, deve esserci una rete che aiuta questi casi a uscirne fuori, a uscire e a essere poi trattati e magari risolti anche. C'è dal punto di vista umano qualcosa che l'ha colpita in modo particolare? Perché quello che a me colpisce sono i fatti di cronaca molto freddi, molto distaccati, come, non so, viene uccisa una donna, atti di bullismo nei confronti di 2 ragazze, vengono pestate appunto, e finisce là. Sì, bisogna ricostruire tutto quello che è l'escurso storico del perché succedono queste cose, ed è lì che poi la Fondazione Libra, che sono contenta di aver portato in Consiglio regionale, deve essere una delle tante, diciamo, istituzioni che si occupa di questo, ma tutti dovremmo andare alla radice del problema. A lei mi è capitato di conoscere, domanda personale, qualche bullizzata o bullizzata? Certo, sì.
l'ho conosciuto e l'ho anche riconosciuto dopo, a distanza di tempo, appunto ascoltando anche questo convegno, per esempio, perché alcune sfaccettature potevano ricondursi a quello che poteva essere l'atto del bullismo del passato. Ecco, esatto, noi speriamo proprio questo, che come con la consigliera che ha avuto un'illuminazione, ha detto ecco l'ho riconosciuto, che anche voi possiate, da quello che emergerà da questa trasmissione, riconoscere e aiutare, poter aiutare a dare una mano in qualche modo qualcuno che subisce atti di bullismo o qualcuno che li compie, attenzione, perché in famiglia, in qualche famiglia c'è qualcuno che compie questi atti e bisogna togliersi il velo dagli occhi, vero dottoressa? Questa è una cosa importante. Assolutamente sì. Questi incontri, questi convegni, questi seminari, workshop che noi teniamo da ormai 10 anni, servono proprio a sensibilizzare. Fondazione Libra è un'associazione, è una fondazione del terzo settore, sì, senza scopo di lucro. Ci occupiamo sia appunto di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. I punti cardini quali sono? La mission della fondazione. La fondazione agisce in maniera preventiva, in primis, attraverso tutte quelle che sono le attività di informazione, ma contestualmente anche con tutte quelle che sono attività di formazione. Ricordo che a Padova c'è il primo centro europeo per il contrasto al bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, in cui i professionisti del Comitato Tecnico Scientifico offrono un supporto a tutti coloro, a tutte coloro che pensano o sono vittime di violenza, quindi non solo di... Allora, questa cosa che lei ha detto è estremamente importante, me ne scordo persino io, che credo che tante volte sono su queste cose eccetera, perché non se ne parla a sufficienza, perché bisognerebbe quasi scandirlo a grandi lettere. C'è questo centro, quindi vuol dire che ci sono persone, come abbiamo il piacere di avere qui con voi in studio collegati, che hanno una grandissima competenza, che possono dare una mano anche alle famiglie, dottoressa, questo è importante, vero? Anche alle famiglie, infatti noi di solito quando prendiamo in carico un minore o anche una persona maggiorenne, quello che facciamo è proprio coinvolgere anche le famiglie nel percorso e nel processo di cura. Quindi l'uscita dalla violenza, quando una persona è vittima di violenza a qualsiasi livello, quindi in ambito scolastico, in ambito sportivo, in ambito intrafamiliare, è necessario prendere in carico non solo la vittima, ma anche quello che è il contesto familiare all'interno del quale vive. Se si riesce a farlo, e questo è un altro aspetto importante. Aspetto. Allora io vorrei chiedere ai nostri ospiti collegati, 2 sociologi e criminologi tra l'altro, se insieme potete in qualche modo inquadrare ai nostri telespettatori la figura, innanzitutto prima facciamo del bullo, poi parliamo del bullizzato, dal punto di vista sociologico, nel modo più semplice possibile, e anche criminologico, se riuscite. Prego. Allora guardi, inizio io. Stiamo parlando di comportamenti, quindi non stiamo giudicando le persone, i ragazzi, le persone, ma stiamo giudicando i comportamenti. Naturalmente i comportamenti sono il riflesso delle azioni delle persone. Il vostro titolo spiega bene com'è, educazione. L'educazione che ha rispetto è venuta probabilmente a mancare per carenze che andranno individuate di volta in volta, perché non tutte le storie sono uguali. Ogni soggetto ha una propria storia alle spalle e ogni soggetto va trattato e considerato ed accompagnato verso questa situazione di rispetto tramite l'educazione a seconda di quello che lui è e rappresenta come persona. Voglio dire che adesso il termine bullismo lo utilizziamo prevalentemente perché riguarda comportamenti che riflettono, che si sviluppano all'interno di aree che vedono protagonisti minori. In realtà se noi trasferissimo questa parola, anzi trasferissimo le componenti che vanno ad indicare e sono comprese all'interno di questa parola, verso il mondo degli adulti parleremo di reati, perché nel momento in cui io tutte le mattine mi faccio dare da te i 5 euro per comprarmi la merendina, i 5 euro che sono la tua paghetta settimanale, e se tu non lo fai io ti minaccio di azioni poco carine, ecco, mettiamola così, se fosse compiuto da un adulto si tratterebbe di rapina.
per un ragazzo parliamo di bullismo. Nel momento in cui io ti picchio o ti impedisco di salire sull'autobus o ti faccio altro, parliamo di bullismo trattandosi della sfera giovanile. Se fossero degli adulti a compiere gli stessi gesti, parleremo di violenza privata. L'avvocato sarà più bravo di me poi a specificare. Dopo glielo passiamo la palla. No, però di fatto voglio dire, trattandosi di minori parliamo di bullismo, ma ricordiamoci che sono comportamenti che in realtà, se fossero posti in essere da adulti, parleremmo di reati. Però noi non vogliamo criminalizzare i ragazzi ed è giusto che sia così. Ergo, la parola bullismo si inserisce benissimo nel contesto di cui stiamo parlando e vedremo anche come la legge 70 del 2024, che è conseguente alla 71 del 17, che parla di cyberbullismo, andrà a identificare questi comportamenti con termini diversi rispetto a quelli che ho utilizzato e che fanno riferimento a reato e che comportano un accompagnamento all'educazione, ma magari ne parliamo dopo. Certo, volevo chiedere a lei invece, dottore, ma esiste una fattispecie psicologica, brutto dire stereotipata, no? Non voglio rifarmi a teorie super surpassate, eccetera, però dove è possibile ravvedere che questa persona tenderà ad compiere certi atti di aggressività, di sopraffazione, eccetera, perché ha un background di un certo tipo, perché ha una propensione aggressiva o no? Dopo parlo con la psicologa. Dovrei essere bravo a fare gli oroscopi per dare una risposta accettabile da questo punto di vista. Di fatto abbiamo detto che parliamo di comportamenti. Questi comportamenti non è che appaiono improvvisamente e vengono posti in essere improvvisamente dal ragazzo o dalla ragazza. C'è una storia alle spalle, una storia che li accompagna e che già, diciamo, non dico dall'asilo, ma dalle elementari, che poi sappiamo che adesso il bullismo più o meno nasce a 7 atti di bullismo, si sviluppano o comunque accadono verso i 7-8 anni a seguire, si anticipa sempre l'età in cui questa fattispecie di fenomeno si viene a verificare, per cui in tutto questo tempo di latenza, in cui i comportamenti magari, se osservati bene, specialmente da quelli che allora hanno il compito di educatori, ovvero i genitori, la famiglia in generale, gli amici, le amicizie, i gruppi all'interno dei quali questi ragazzi crescono, sicuramente hanno occasione di vedere dei sintomi di pseudo-devianza. Non voglio chiamarla devianza perché è ancora prestino che hanno questi ragazzi, però questi comportamenti di pseudo-devianza che poi, se colti all'inizio, potrebbero evitare di provarci a parlare a 7, 8, 9, 10 anni di bullismo, perché non interrotti prima, non educati al rispetto, come dice bene il vostro titolo, questi ragazzi pian pianino arriveranno ad avere un discontrollo rispetto al proprio comportamento, anche se la parola non è la migliore, però mettiamo in questi termini, un discontrollo che fa sì che poi certo che se poi si vada di cui stiamo parlando. Certo. Dottoressa, dopo diamo la parola anche al dottor Corrà per inquadrare ancora meglio. Non si nasce bulli. Beh, ormai credo che sia superato il lombrosiano convincimento che si nasce criminali, no? Che un po' era quello, è ben superato. Teniamo in considerazione questo, che nella strutturazione della identità concorrono molti fattori, quindi non solo quello che è l'aspetto prettamente, diciamo così, biologico, ma anche tutto quello che è il contesto sociale, familiare, ambientale, che vanno a determinare, a incidere in maniera netta su quello che poi è lo sviluppo della persona. Quindi è fondamentale l'ambiente dove un giovane cresce, vive e le relazioni che si creano attorno a questa persona. Questo è determinante e strategico. Avvocato, inquadriamo un attimo la fattispecie, insomma, perché si parla di bullismo, ma giuridicamente
lei si rivolga a persone che magari non sanno niente di diritto e stanno pendendo dalle sue labbra. Cercherò di essere meno nozionistico possibile. Allora, come già anticipato, prima di due norme che sono uscite nel 2017, la 71 del 2017 e la 70 del 2024, il bullismo non era considerato un reato. Quindi che cosa succedeva? Qualora... Fino a quando? Fino al... Allora, la prima legge che ha disciplinato il cyberbullismo è entrata in vigore nel numero 71 del 2017, è entrata in vigore nel 2017. La seconda, relativa proprio al bullismo, è entrata in vigore a giugno del 2024, quindi cioè, è recentissima. Quindi vuol dire che prima... prima si inquadravano in altre figure di reato. Violenza privata, diffamazione, furto, quello che si riusciva appunto a dimostrare in base appunto al comportamento tenuto dal bullo. Quindi su querela di parte. Sempre su querela di parte. Il problema poi qual era? È che comunque era responsabile solamente un soggetto maggiorenne. Se invece, come spesso capitava, non era imputabile perché il minorenne ovviamente non poteva subire questo tipo di processo, tranne qualora il reato fosse talmente grave da poterlo incriminare. Questa era veramente una problematica molto seria, anche perché già per un bullizzato comunicare il fatto che stava subendo delle violenze non era facile. Per di più, nella sua mente si apriva questo prospetto. Tanto non la pagheranno mai, perché non c'è nessun modo per fargliela pagare. Per fortuna nel 2024 è stata appunto emessa questa norma che spiega e soprattutto spiega perfettamente che cos'è il bullismo, ma è molto chiara perché prende anche in considerazione i minori qualora compiono fenomeni di bullismo. Allora, la prima cosa fondamentale di questa norma è che entra anche nelle scuole, perché tantissime testimonianze che la dottoressa Filieri anche ha ricevuto e potrebbe anche riportare. No, dopo abbiamo una testimonianza dicono, che ci avete portato, la faremo anche vedere, molto interessante. La cosa che colpisce moltissimo è che questi soggetti dicono sì, però i professori se ne erano accorti, ma nessuno ha mai detto niente, nessuno mi ha dato una mano. Questo perché la scuola voleva rimanere estranea a tutto ciò. In realtà... Quindi non c'è neanche supporto, neanche supporto psicologico da questo punto di vista? Allora, emotivo? Allora, all'interno delle scuole esiste già da diversi anni uno sportello psicologico. Chiaramente anche questi aspetti devono essere, diciamo così, inseriti all'interno del contesto e lo psicologo scolastico deve avere anche un po' contezza di quello che effettivamente è il problema bullismo e violenza, perché sono aspetti completamente diversi. Però il fatto che ci sia una legge ti legittima una situazione. Dopo le passo la parola, finiamo l'inquadramento. Esatto. Ma non solo, questa legge dice e impone agli istituti scolastici anche di redigere un codice interno che disciplina i comportamenti che si devono tenere e quindi anche i comportamenti che possono configurare del bullismo. Ovviamente in questo momento non è ancora stato attuato in quasi nessuna scuola, speriamo dall'anno prossimo questo avvenga. Forse tutto molto recente. Sì, è di giugno, quindi ovviamente le scuole non hanno ancora avuto modo di predisporre questo. Poi, sempre per quanto riguarda le scuole, c'è un ausilio allo sportello psicologico, quindi una sovvenzione appunto a favore degli psicologi che dovrebbero agire all'interno degli istituti scolastici. L'altra cosa molto importante è che questa legge non ha interpretato il fenomeno del bullismo come un fenomeno da reprimere e basta, quindi partendo da un ausilio che viene dato anche ai soggetti preventivamente, quindi appunto agli istituti scolastici per cercare di evitare il bullismo, ci sono degli strumenti anche per aiutare coloro che hanno posto in essere questi comportamenti. Per aiutare, e quindi qui sì. Facciamo un secondo passaggio dopo. Perché in pratica questa norma utilizza il Tribunale dei minori e dice spiega in praticamente che di far sì che questi minori vengano sottoposti ad un piano di ausilio al fine che vengano poi reinseriti all'interno della società ben capendo, ben consci di quello che hanno posto in essere. Il Tribunale dei minori poi a un determinato periodo valuterà se questa procedura è andata a buon fine. Qualora questo non avvenga, il minore bullo viene inserito in una comunità, perché ovviamente si è ritenuto che non sia più in grado di evitare questi fenomeni che ha posto in essere preventivamente. Quindi la cosa importante di questa norma è bullismo inquadrato come reato, punibile per i maggiorenni, in ausilio per i minorenni che l'hanno posto in essere. Ci sono delle pene?
Sì, allora per i maggiorenni ovviamente va da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, quindi non stiamo parlando di pene molto lievi. Certo. Per quanto riguarda i minorenni invece tutta questa procedura che il Tribunale dei minori gli impone, allora in questo momento non abbiamo ancora esempi perché come dicevamo è recentissima, però sicuramente non sarà una passeggiata per questi minori che non possono essere investiati. No, per i bulli non sarà sicuramente una passeggiata. Consigliera, quindi il ruolo delle istituzioni è importantissimo perché il fatto di dar vita a una legge che inquadra la fattispecie, che pone delle sanzioni eccetera, riesce anche a far sì che negli istituti scolastici per esempio ci sia un comportamento di un certo tipo anche da parte, legittima una reazione da parte degli insegnanti. Beh certo, questo sì che prima non avveniva, ovvio che adesso la norma non è tanto riconosciuta, deve essere appunto lanciata, fare cultura, come dire, noi cerchiamo di fare informazione e cultura. Abbia fede dottoressa. No, Presidente. Bisogna anche che i bulli siano consapevoli che c'è. E quindi magari sono un po' frenati da questo, certo non li recupererà mai, però la legge stessa, però quantomeno sanno che c'è un qualcosa che li può frenare. Dottor Corrà, il bullo, colui che compie questi atti, può essere in qualche modo frenato da una normativa più severa, da un certo comportamento sociale di rigetto, di consapevolezza che se ne parla, insomma cosa scatta? Chi è questo benedetto bullo che si inquadra così con un termine che vuol dire tutto e non vuol dire niente per molti? Allora guardi, il bullo, intanto voglio sottolineare che il bullo come il bullizzato portano in campo nel loro palcoscenico della vita le sofferenze. L'uno l'agisce sugli altri, l'altro la subisce. Per cui il bullo non è altro che esprime dei particolari tratti genetici nel cui vissuto della sua socialità non sono stati né controllati né educati, come il vostro titolo c'entra alla perfezione, quel rispetto alla socialità e alle regole sociali che andrebbe fatto. Grossa responsabilità su questo, se vogliamo, ne ha sicuramente una forte uno dei motivi più evidenti sono un eccessivo uso dei social. Altro per il bullizzato, caratteristiche tipiche del bullizzato non ce ne sono specificatamente e soprattutto individuabili a breve termine, cioè mentre è giovane o aspetti del genere. In effetti il tratto genetico del bullo è puramente un tratto genetico. Come diceva prima il dottor Segato, quello che si va a controllare è il comportamento delle persone, non le persone fine a se stessi. Chiaro. Il bullo perciò molto spesso manifesta quel tipo di aggressività tipica dei giovani. Ha un'aggressività tipica e comune, anche molto comune, ma ricordiamoci che violenza e aggressività sono due cose completamente diverse. L'aggressività è un atteggiamento, un comportamento aggressivo che non necessariamente arriva alla violenza, mentre la violenza è il mancato rispetto di una regola in modo voluto e doloso. Perciò questo mancato rispetto della regola in modo doloso e ricercato dal bullo, diciamo, che sto parlando dell'autore, non è né più né meno che una mancanza di regole sociali. Una mancanza di regole sociali che oggi intravediamo con una fortissima mancanza di empatia, secondo me, e non solo secondo me, dettata da un grande uso dei social che mancano di quelle caratteristiche che fanno di noi degli animali sociali, degli animali che hanno bisogno di contatto, degli animali che hanno bisogno di comunicazione diretta, verbale e non verbale.
Perfetto, dottore, la interrompo un attimo perché adesso abbiamo un intervallo pubblicitario brevissimo, poi ritorniamo insieme. Ci sono diversi spunti che lei ha sollecitato, la parola sofferenza mi tocca molto, vorrei affrontarlo con lei anche dottoressa, ma non solo, dopo dei risvolti di carattere legale, insomma c'è tanto ancora da dire, c'è anche una testimonianza e quindi seguiteci, aspettateci tra pochi secondi.